Allora, da quando nasce, quindi all'infanzia, alla dolcezza dell'infanzia, fino al murbin di quando era giovane, poi quando diventa maturo, un po' più serio, che non significa noioso, fino a quando raggiunge la vecchiaia e a un certo punto è inevitabile la morte. E tutto questo ho voluto farlo al contrario, quindi partendo da quando muore e via via come la macchina del tempo, vediamo che torna, e arriva alla nascita. Tutto questo è ciclico, come inizia il pezzo, così finisce. Quello che eravamo saremo. Vita, morte, questo è il titolo più semplice che mi è venuto in mente.